Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti, è un venerdì soleggiato, finalmente ci piace dirlo, e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. E allora oggi è un venerdì nel quale che cosa abbiamo deciso di fare? Di chiederci insomma perché la Lega vince e convince gli elettori. E con chi discutiamo di tutto ciò? Allora io ho capito una cosa in questi giorni facendo un'analisi importante: se non hai un titolo nobiliare nel cognome in Italia non vai in politica. No, scherzo, perché qui abbiamo Gian Antonio D'Arè, segretario regionale della Lega Nord, segretario nazionale della Lega Veneta. Conte è arrivato a Vicenza, Conte sta a Premier. Insomma. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora. Intanto buongiorno a tutti. Lei se la ride sotto i baffi, posso dirlo? Sì. Perché sì, insomma. E il dato è importante. Allora abbiamo detto, in parte la battuta, Conte al nazionale, però Conte a Treviso, Vicenza, debacle del Partito Democratico che insomma, la deteneva convariati da un bel po' di tempo e insomma un'analisi importante nel territorio qui, insomma, dove la Lega pulsa e lei che cosa ha pensato? Ma diciamo che il momento è sicuramente buono e quindi il traino delle politiche è un traino anche per le amministrative, chiaramente. Poi se alle amministrative hai due personaggi come Mario Conte o come Francesco Rucco, è chiaro che poi anche sul territorio riesci a tramutare i voti della politica anche in voti amministrativi. Sicuramente Mario è partito lunghissimo, anche perché aveva un sindaco, un candidato uscente e quindi già conosciuto, e lui era un illustre sconosciuto. Però assieme a Salvini, assieme a Luca Zaia, che gli hanno dato un manforte, e poi ci ha messo tantissimo del suo, lavorando tantissimo sul territorio, sulle associazioni, sui quartieri, e proponendosi diciamo, in maniera convincente e convinta, tant'è che il risultato è stato sicuramente eccezionale, al di là dei numeri proprio sono stati. Sicuramente poi ha influito anche il buon momento diciamo, della Lega, del centrodestra, che ha portato a questi risultati, insomma, il governo della città, il governo della regione, il governo della città capoluogo. Insomma, quindi, questo cambiamento, no? Perché se andiamo indietro alla memoria, partiamo dal 1994 e in 24 anni si arriva a un risultato come questo, piazza per piazza, quartiere per quartiere, perché insomma questa è la politica della Lega e che si è dimostrata anche nelle recenti elezioni. Sì, cioè ha preso il posto, diciamo, di quelli che erano i partiti tradizionali che invece si sono un po' più ingessati. Noi non abbiamo mai cambiato modo di far politica, abbiamo sempre parlato alla gente, siamo sempre stati con la gente e quindi diciamo, questo modo di far politica magari è stato in certi periodi, non ha sicuramente pagato perché c'erano altre però in questo momento in cui diciamo, il popolo è in difficoltà, perché ci sono difficoltà di lavoro, difficoltà diciamo, economiche molto chiare, sentire il parere del cittadino, stare con il cittadino, magari dà una possibilità in più e farsi conoscere, e quindi ti dà anche la responsabilità, ti dà il voto che è una responsabilità amministrativa, quindi un contratto che viene fatto tra il cittadino e il candidato sindaco nell'eventualità della vittoria, che poi devi comunque mantenere o comunque tentare di migliorare. Questo è un dato sicuramente sul quale insomma, la Lega ha lavorato molto. Allora 0422 1626 798 se volete intervenire e avete la vostra opinione, secondo voi perché la Lega insomma, in questo contesto storico sta insomma, vincendo, prevale sugli altri partiti. E poi vi ricordo sempre che siamo anche sul nostro Facebook di Antenna 3, aspettiamo anche qui i vostri post. Mettiamo un po' il naso fuori dal contesto del Triveneto, lasciamo per un momento il Friuli, lasciamo il Veneto e andiamo a Terni, ad esempio. Lì si è passati da presenza Lega, voti 0,
ha 14.000 preferenze, piuttosto che Pisa, dove mi sembra abbia preso il 24,8%, e in quel momento Salvini alla domanda che cosa prova dice sono commosso, cioè è rimasto stupito, perché sono territori dove comunque prevaleva la logica dei vecchi partiti tradizionali, oppure la logica insomma, dei vecchi partiti, il Partito Comunista che poi è diventato Partito Democratico. Perché secondo lei cosa è successo? Lì era il territorio chiaro del vecchio Partito Comunista, che poi si è trasformato nei vari partiti fino ad arrivare al PD, ma che non è riuscito a essere il partito del popolo, si è trasformato in qualcos'altro. Ricordiamoci che il PD vuol dire grande distribuzione, quindi pensiamo alle Coop, PD vuol dire Unipol, vuol dire assicurazione, PD vuol dire banche, banche vuol dire affari, gli affari non si fanno con i cittadini, li si fa con le persone deboli, con chi è in difficoltà. Allora questo vuol dire che non è più l'appeal con la gente, e questo provoca diciamo, questa differenziazione improvvisa che a un certo punto, ma là questa differenza è stata così marcatamente è esplosa con l'arrivo con il cambiamento della Lega Nord in Lega con Salvini, e Salvini ha avuto il grande merito di trasformare il partito che era locale, localista, il partito del nord, in un partito nazionale che è esploso proprio a maggior ragione proprio per il suo modo di andare tra la gente. Allora io prendo la telefonata da casa e la faccio meditare su questo. In recenti interviste alcuni operai che protestavano iscritti alla FIOM hanno detto che però votano Lega. È un ossimoro, se non lo vuole definire così. Prendo la telefonata, ci faccio una riflessione, perché anche la classe politica se destra, in questo caso sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei conduttrice e al leghista D'Arè. Buongiorno. Io volevo provocare i leghisti in genere veneti, che professano e proclamano sempre di andare a nozze con i fichi secchi. E poi vediamo ad esempio che un cittadino veneto ha pro capite qualche centinaio di euro, mentre in Trentino Alto Adige pro capite ci sono 1.600 euro, in Sicilia 1.300 euro cada uno, eccetera. Chiedo a D'Arè, perché predicate sempre di andare a nozze con i fichi secchi in Veneto? Guardate che non si va da nessuna parte, se non schiavizzare sempre di più noi autoctoni veneti tramite FAS, inquinamenti vari, consumo di territorio e quant'altro. E chiedo a D'Arè cosa ne pensa di questa mia provocazione. Vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Allora 0422 16 26 798, la so rispondere subito alla signora o alla... Mi faccio le domande della signora. Allora la signora gli dice perché voi leghisti pensate di andare a nozze qui in Veneto con i fichi secchi, mentre in altri posti probabilmente la chiave da leggersi è nella chiave dell'autonomia, perché cita la Sicilia, il Trentino Alto Adige. Probabilmente questa è la chiave. Poi cosa ne pensa delle problematiche in regione come il FAS oppure il consumo, il consumo del territorio? Credo che il 22 di ottobre dell'anno scorso c'è stato un referendum straordinario, tra l'altro un referendum costituzionale, quindi in maniera ineccepibile, dove i veneti hanno votato per l'autonomia. Allora, per avere l'autonomia l'autonomia si fa in Parlamento, si fa a Roma. Abbiamo vinto le elezioni, siamo riusciti a costituire un governo anche, diciamo... C'è la Stefani? Abbiamo messo Erika Stefani, che è una veneta ed è il ministro dell'autonomia. Assieme al ministro dell'autonomia è chiaro che ci vuole anche il coordinamento del Ministero delle Finanze, e quindi con questa cosa noi vogliamo veramente portare l'autonomia. Autonomia che non vuol dire che il Veneto vuole i soldi di Roma, no, il Veneto vuole investire i propri soldi, delle risorse del Veneto,
investirli nel Veneto o comunque cambiare il trend, che è stato sicuramente un trend sfavorevole per la regione del Veneto, ma anche per le altre regioni a statuto ordinario. Allora, capire che c'è una capacità di entrata e una capacità di spesa, quindi una responsabilità soprattutto dei soldi che tu hai nell'amministrarli. Allora, se noi andiamo a vedere tanti sprechi che avvengono in alcune regioni, e non faccio il nome, sono dati perché arrivano comunque e arriveranno e arrivavano sempre e comunque al di là del modo in cui si spendevano o si sperperavano, forse la parola più giusta è sperperare. Allora, questa autonomia vuol dire capacità di entrata e capacità di uscita. Allora la responsabilità da parte dell'amministratore, che può essere l'amministratore locale, ovvero la regione, ma noi vogliamo anche ridare un ruolo alle province, perché le province sono state, diciamo... Questo sono d'accordo anch'io. Tagliamo le province. Sono d'accordo anch'io. Tagliamo le province, hanno tolto le risorse, poi vediamo le strade che sono ormai impraticabili. Però poi la signora diceva FAS, SAU, consumo del territorio, un po' tirava le orecchie forse anche... alla Lega, però prendiamo una telefonata, io sarei addirittura, guardi, per la contea, l'americana, altro che la provincia. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io sono Adriana. Buongiorno Adriana. Vorrei dire una cosa, è impossibile che non ci siano sempre questi benedetti soldi in mezzo su tutto quanto, e santo cielo. Insomma a un certo momento basta. Guardi, sono proprio schifata nel vero senso della parola sentir parlare perché quello ha speso di più, perché l'altro ha speso meno, perché se c'è una buona amministrazione si spende meno, se ci sono spreconi si spende di più, ecco, è come una famiglia. Grazie mille. Però bisogna cadere nelle mani giuste. Grazie Adriana. E qui c'è il problema anche di costi standard, dei quali si era parlato sempre, e poi alla fine, se pensiamo alle regioni a statuto speciale, è un grossissimo peso da sostenere anche per l'Italia. C'è una ragione storica, la storia, come abbiamo visto, cambia. Ma c'è una ragione storica e le regioni a statuto speciale sono istituite con la Costituzione, quindi non è così semplice cambiare questo, però ripeto, si può cambiare il modo in cui, anche perché le risorse non sono sempre uguali. Ma perché il governo siciliano costa più del governo nazionale? Il governo siciliano deve capire che deve incassare 60 miliardi di tasse inevase e non può chiedere 11 miliardi di tasse ogni anno dallo Stato centrale. Inizi a far rispettare le regole, le leggi, perché noi chiediamo questo, cioè anche la Sicilia si deve adeguare a quelle che sono le normative. La signora diceva è una questione di buona amministrazione come nelle famiglie, ho capito io però... Diciamo, le regioni sono come delle grandi famiglie, mettiamola così. Sì, le regioni sono come delle grandi famiglie, però le regioni, e anche parliamo della Sicilia, ma parliamo anche di altri, ha delle grandissime potenzialità. Perché che le vediamo piuttosto in Val d'Aosta che piuttosto nel Trentino Alto Adige. Noi allora vediamo i soldi spesi in Trentino, ma si vede... Finisce la regione Veneto, inizia il Trentino. Si vede anche una gestione sicuramente straordinaria. Non si vede la stessa gestione straordinaria nella regione Sicilia, quindi, ma non perché bisogna mettere la regione Sicilia nelle condizioni di poter operare, e lo sanno fare, bisogna lo sanno che fare ci sia bene. la volontà di operare, da buon capo la famiglia. volontà di operare, cioè, è mancata la politica nella Sicilia, secondo me, per questo bisogna cambiare. Questo è un governo di cambiamento, bene, si inizia a cambiare. È il governo del cambiamento, intanto siete tutti Conte, da re, giochiamo a carte, cioè giochiamo la briscola che ha tutte quante le carte. Allora 0422162678, noi torniamo dopo la pubblicità, poi controlliamo se qualcuno ha postato sul nostro Facebook. Siamo sempre qui con Gian Antonio da re, segretario regionale della Lega Nord e segretario nazionale della Liga Veneta, e poi rispondiamo anche sulla questione del FAS, del SAU, perché non tralasciamo niente. A dopo. Eccoci qui
cui siamo tornati in diretta, 0422 1626 798. Io non devo chiedere a lei perché la Lega vince e convince gli elettori. Da quanto tempo è che è un convinto uomo verde? Che io sono convinto? Ma io la prima iscrizione all'allora Liga Veneta è stata nel 1982. Quindi l'anno dei mondiali, dove noi non ci siamo quest'anno, dove noi non ci siamo quest'anno, perché l'anno dei mondiali era così felice, ha detto io abbraccio questa fede politica. Insomma, sì, siamo, lì ho iniziato, diciamo, la mia, così mi sono interessato così di questo movimento che si chiamava Liga, che parlava di federalismo, e là ho iniziato, mi ha entusiasmato, e da là ho iniziato la sua gavetta, la mia attività. La sua attività. Diciamo. E beh, insomma, che amarezza però sto 82, mi ricordo i mondiali. Si prende una telefonata, quella del presidente Pertini, no? Che si è alzato, era quello o no? Sì, erano quelli. Erano anni d'oro. Avevamo altri campioni, avevamo un'altra società che investivano sui giovani, sui vivai. Adesso si investe molto sui procuratori, i risultati sono che siamo a casa dai mondiali. Poi dopo c'è qualche diatriba tra Balotelli e Salvini, però ci torniamo dopo a proposito di calcio. Vedi che la politica, il calcio, l'italiano. Pronto, buongiorno. Buongiorno Danilina. Buongiorno. Oggi sei molto attraente, molto perché oggi con Darè, cioè Darè è un cognome così, mi devo vestire consona. Mi dica tutto, buongiorno. Allora, volevo fare un punto della situazione. Innanzitutto danno contro a Salvini, contro a un governo, a Di Maio, perché si stanno opponendo in maniera decisa a una situazione che si è accumulata con gli anni. Non è da meravigliarsi se qua pagano bustarelle, spariscono soldi, fanno affari con i migranti, tanto che non arrivano vicino alle coste italiane. Si fermano a una certa distanza concordata dalla Libia, guarda caso la Libia che è un caos, e lì aspettano che qualche nave, sanno che le navi arrivano perché le ONG prendono soldi con i migranti. Per quanto riguarda le bustarelle, Darè, e io sono da Padova, conosce bene il sistema. Beppe Favarato lo conosce, e altre persone che sono in secondo piano impegnate in politica, quindi non ci meravigliamo se l'acqua scotta, perché il fuoco qualcuno l'ha tenuto troppo alto. Un bacione. Grazie, intanto buon weekend. 0422 16 26 798. Non abbiamo ancora toccato la questione dei migranti, però è una questione che un po' anche gli altri partiti, quelli tradizionalisti, quelli insomma che la facevano da padrona, hanno molto sottolineato in questi momenti, perché dicevano come lui da ministro prima del 10 di giugno continua a fare insomma campagna elettorale, sfrutta la questione dei migranti, e poi tutto il vespaio di polemiche che si è sollevato poi tra Macron e le dichiarazioni del suo detto stampa, di Marsh. Quindi insomma i migranti sono una cosa che gli italiani hanno sentito molto. Le ho detto prima, è il governo del cambiamento. Lui dice, Mattia, della maniera decisa. La maniera decisa in cui Matteo Salvini ha spiegato che i porti italiani erano chiusi è un modo nuovo per affrontare l'immigrazione. Noi non possiamo ospitare tutta l'Africa, non possiamo essere quelli che fanno da salvagente all'Europa, non possiamo prendere lezioni tantomeno dalla Francia. La Francia sappiamo che ha ancora il suo passato, presente e futuro coloniale nell'Africa, e non può dare lezioni, perché se la guerra in Libia e Gheddafi è caduto è stato grazie al presidente francese di allora. Allora prendere lezioni dai francesi sull'immigrazione, che fanno ancora signoraggio sul debito pubblico dei loro paesi? Anche no, perché la guerra del Nord Africa l'hanno fatta loro con le colonie, pensiamo all'Algeria, al Marocco e quant'altro,
e quindi a prendere lezioni dai francesi sull'immigrazione assolutamente no. Ben ha fatto Salvini rispondere per le rime al presidente francese, ma soprattutto in Europa hanno capito che l'Italia non è più quella di prima, è cambiato il governo, è cambiato il governo. È cambiato il governo, ma noi prendiamo una telefonata. Lo devono capire. Se le grandi navi con la bandiera tedesca portano i migranti, li portano nel porto di Amburgo. Fanno il giro. Se hanno la bandiera olandese vanno ad Amsterdam, se hanno la bandiera francese vanno a Marsiglia, non in Italia. Ma anche in Corsica? Dove vogliono, no, ma in Corsica non li vogliono. Vabbè, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine Nord. Buongiorno, signor Vecchio. Che differenza c'è fra Udine Nord e Udine Sud? Sta pendendo la Lega Nord. Sta pendendo la Lega Nord. Franco da Udine Nord. Hanno tirato via Lega Nord, io ce la rimetto. Allora, Franco di Udine della Lega Nord di Udine. Va bene, ci dica. Buongiorno Vecchio, perché ha 10 anni più di me di Lega. E quindi dicevo, no? Ma perché ci dobbiamo scornare noi con gli invasori? Gli invasori si chiamano invasori perché Ben Bella ha detto che l'utero delle nostre donne conquisteranno le vostre terre. Quindi sono invasori a tutti gli effetti. Perché dobbiamo scornarci noi con questi invasori? Basterebbe andare a vedere chi fa il traffico di generi umani, no? Non lo so io. Io non riesco a capire perché noi dobbiamo tenerci questi qui. Ai francesi non ci ha dato niente il discorso di Canossa, Perché il nostro Presidente del Consiglio è andato all'Eliseo col cappello in mano? Canossa non ci dà nessun indizio. Adesso dovrebbe essere il turno della Merkel. Ma la Merkel verrà qui, lei, a scusarsi oppure andrà là ancora il nostro col cappello in mano a ginocchiarsi? Non lo so. Allora, perché ha mandato l'ultima nave di 900 erotti invece di farla approdare qui? Perché non l'ha mandato in Francia? Perché era una nave della motovedetta italiana. Ha cominciato. Senta Franco, le faccio dare qualche. Franco da Udine Nord. Le faccio dare qualche. Mandi. Grazie. Allora, perché poi insomma ci siamo un po' posizionati sulla questione dei migranti. Voglio dare un dato: chi è arrivato dal 1° gennaio ad oggi, comunque sono arrivati nello stesso periodo rispetto al 2017, dal 1° gennaio al 30 maggio, perché è l'unico dato che possiamo usare, sono arrivate 59.287 unità, l'83% in meno. Nello stesso periodo del 2016 erano arrivate 51.863 persone, l'81% in meno. Dal 1° gennaio ad oggi sono arrivati tunisini e qui dobbiamo fare un accordo con i 2.940 soggetti, poi sono arrivati eritrei, senegalesi, nigeriani e quasi 3.000 bambini non accompagnati. Allora dice lui, su tutta questa questione, dice questo signore, abbiamo fatto come l'imperatore con Matilde da Carossa, cioè ci siamo inginocchiati questi 5 giorni, queste 5 notti e niente, è finito tutto a Taralluce e vino. La vede così lei? Perché dice, insomma, sui migranti Conte ha ceduto. Che siamo a Taralluce e vino, adesso diciamo è stata presa una posizione precisa da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale ha iniziato a spiegare a queste navi che l'approdo in Italia non è così garantito come era prima. C'era un'organizzazione che andava a prelevare sul Golfo. Cioè che cosa non è garantito? Cioè le navi delle organizzazioni non governative, queste ONG, queste organizzazioni non governative che comunque sono pagate da qualcuno, per preparare questi, è l'edizione moderna dei negrieri di una volta. È l'edizione moderna dei negrieri di una volta, la si fa in maniera più intelligente, ma è la stessa cosa. Quando le navi inglesi andavano nelle coste dell'Africa a prelevare e li portavano in America,
Qua adesso c'è la stessa cosa, si vuole fare questa invasione perché si vuole distruggere, diciamo, l'Europa, perché a questo punto si vuole distruggere l'Europa, ma soprattutto abbiamo delle organizzazioni umanitarie che umanitarie non sono, ma sono delle no profit, lavorano solo ed esclusivamente per se stesse. Quindi dice il business dell'immigrazione c'è dell'immigrazione che è giusto tagliare e far capire. Soprattutto l'operazione Mare Nostrum non è stata concordata con l'Europa, è stata un'operazione voluta, cercata e trovata dal governo del centro-sinistra che ha portato tutta questa immigrazione con un business di 37 euro a cada 35 uno, per 35 cada uno, 37, 35 ricordiamo, che giustamente Salvini ha detto adesso noi tagliamo perché questi, sono 26 euro in così Germania, vediamo se sono 25 euro in Spagna, profit e se sono meno profit è meglio, e vediamo se perché per fare la solidarietà con i soldi altrui sono capaci tutti. Allora, sono capaci tutti, ricordiamo intanto che le navi delle organizzazioni non governative non sono gradite nei porti italiani, c'è il blocco dei porti, mentre le navi della Guardia Costiera, le motovedette della Guardia Costiera italiana invece attraccano perché sono navi italiane. Fin qui hanno bandiera, battono bandiera, però c'è un'altra... Attenzione, non sono del Ministero dell'Interno. Perché è un'altra cosa. È un'altra cosa. Andremo a trovare anche quel ministro. Andiamo a trovare anche quel ministro e sì. Bisogna che ci racconti un'altra storia. E prendo la telefonata e poi continuiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, è lei, però dovrebbe abbassare il suo televisore. Ok. Grazie. Io abbasso. E così ci sente. Sì, sono Paola, mi chiamo Paola. Buongiorno Paola. Sono una leghista, ho votato Lega e sono anche tesserata. Io però volevo farvi notare, a me interessa l'autonomia, gli sbarchi, a me interessa tutte queste cose. Ma la sicurezza dei cittadini qui a Treviso, quelli specialmente che abitano nelle case dell'Ater, chi è che deve tutelarci? Perché non so se avete letto il giornale oggi, ed è proprio nel mio quartiere che le case dell'Ater sono state occupate ieri. Signora Paola, scusi, dove abita? Perché chiede... Io abito in via Feltrina proprio, via Feltrina, via Feltrina 93. E vorrei avere una risposta su questo, perché non è giusto che noi anziani, va bene, arrivati a una certa età, non dobbiamo avere la nostra sicurezza. Ma scusi, parla di una sicurezza da un punto di vista edilizio dello stabile o di una sicurezza da un punto di vista proprio anche dello stabile, perché io a 70 anni ho ricevuto 2 furti in casa e prendo 360 euro al mese, eppure pur aiutando la gente, pulendo dove abito, perché io sono una che fuori tendo a tenere pulito, c'è gente qua nello stabile, va bene, che minaccia e poi sporca e porta altra gente che non è dello stabile. Signora Paola, adesso cerco di farle dare una risposta, stia attenta perché gliela faccio dare dopo la pubblicità perché merita una risposta importante e lunga. Io sarei per il modello svizzero sulle case. Interessa l'autonomia, interessa... Però le interessa la sicurezza tutto. Delle persone che abitano in case di enti. Prima di tutto la sicurezza di noi anziani che abitiamo in questi quartieri. Allora, signora Paola, una risposta. Sì, gliela faccio dare dopo la pubblicità. Stia incollata, arriviamo tra pochissimo. 0422 16 26 798. Signora Paola, risposta dopo la pubblicità. A dopo. Eccoci
eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422162678. Abbiamo fatto una promessa e noi la manteniamo. Dobbiamo dare una risposta alla signora Paola che ha fatto outing, ha detto che è leghista da tanto tempo e che cosa conta? Conta su una cosa importante, perché il partito leggero, cioè il partito tradizionale, non funziona più, i cittadini vogliono vedere i fatti sul territorio e probabilmente è per quello che hanno puntato di più alla Lega e in questo caso la signora dice voglio più sicurezza perché io magari sono un po' in là con gli anni e nel mio condominio, che è un condominio di un ente regionale, vivo una situazione quasi di reclusa in casa o di pericolo. Cosa rispondiamo a questa signora? Ma a questa signora intanto rispondiamo che scrive innanzitutto una lettera al presidente dell'ATER, in questo caso è il commissario, che mi pare si chiama Manera, e scriva pure anche una lettera al nuovo sindaco di Treviso, Mario Conte, che è responsabile della sicurezza dell'intero territorio cittadino, quindi di tutto Treviso. Anche perché se ci sono condomini dove ci sono minacce e degrado, è giusto che le forze dell'ordine entrino e ristabiliscano la sicurezza. La sicurezza all'interno dei condomini vale per tutti. Ma soprattutto bisogna spiegare a qualche persona che ha già la casa ATER, quindi è stato già agevolato, non deve pensare di essere il padrone dello stabile, perché per i padroni dello stabile non è loro, l'ATER è magari regionale e quindi si devono comportare con le norme civili, le normali regole di civiltà. Però il sindaco in questo caso, Mario Conte, può intervenire con i vigili urbani, aiutato dai carabinieri e dalla polizia, e un'entrata nel condominio da parte delle forze dell'ordine e spiegare che sono finiti e sono cambiati i tempi, lo si può far spiegare. Anche perché subito. È responsabile dell'igiene pubblica, me lo insegna lei che è stato sindaco. Il responsabile dell'igiene pubblica e della sicurezza è il primo cittadino, Mario Conte. E allora signora Paola, due lettere. E sono sicuro che Mario Conte queste cose ha una sensibilità straordinaria. Siccome non posso dire che lei non lo conosca, magari una parolina, se gli viene in parola di dire sia a Mario via Conte Feltrina, sia al presidente dell'ATER, ma serve una lettera di identificazione da parte della signora per capire lo stabile qual è, e là si va a spiegare le cose. Adesso siamo in via Feltrina, dice questa sicurezza sulle case dell'ATER, perché poi questo è quello che vi hanno chiesto un po' di più, no? Il cittadino ha puntato la chiaramente signora non questi partiti. sta chiedendo delle cose impossibili, ha chiesto il ripristino della normalità. La normalità, non vuole cose strane, vuole la normalità. Senta, stavamo un attimo prima parlando della questione dei migranti e i dati ci raccontano che molti arrivano da paesi nei quali non c'è guerra, forse ci sono problemi economici, parlano sempre di migranti economici. Secondo lei chi arriva in Italia? Perché ne abbiamo visti sì, poche di famiglie, e poi le faccio un'altra domanda che però è anche provocatoria. Arrivano magari e hanno un cellulare, uno smartphone di ultima generazione, ma perdono sempre molto spesso alcuni documenti. Com'è? Ma perdono i documenti perché sono istruiti nel momento in cui salgono sui gommoni e salgono sulle navi, le cosiddette navi umanitarie, le navi che io chiamo le navi dei negrieri, purtroppo spiegano a questi cittadini di gettare in mare il proprio documento di identificazione, perché così si cancella ogni traccia di arrivo, da dove si è partiti. Questa è una struttura creata ad arte da chi vuole questa immigrazione. E adesso è finita. È finita. Poi abbiamo visto che ci sono i personaggi storici, no, che si stanno agitando tanto, ma è finita. Finché c'erano qualche Presidente della Camera che a porte aperte a tutti, non è così, basta, perché non abbiamo la possibilità. Prima gli italiani e poi se ne resta agli altri, ma non possiamo accogliere tutti gli altri e gli italiani devono solo pagare il ticket, pagare tutto e loro non pagano niente.
Senta, la chiave di lettura nei territori dove la Lega comunque è sempre stata forte è una chiave di lettura più facile, e invece nei territori, come abbiamo detto prima, dove insomma la Lega non esisteva, questo exploit se lo spiega perché appunto siete andati nelle piazze, perché è cambiato il modo anche dei cittadini di voler vedere dei politici, appunto parlavamo della concretezza. No, non è così, non è così. Il problema dell'immigrazione è nei territori della Lega, ma è evidenziato ed evidente anche in territori dove la Lega non c'era. Allora, se la Lega prende voti in quei territori, vuol dire che su quei territori non si è data una risposta politica. Allora, la risposta politica che la Lega ha dato e continua a dare, d'altra parte se noi pensiamo nella provincia di Treviso che oltre una quarantina, su 94 sindaci, 95 comuni, la metà sono della Lega, qualcuno si deve fare una domanda, no? Allora, noi siamo magari diciamo, dove la Lega forse è più forte anche in maniera numerica e anche in percentuali, però se la Lega sta prendendo voti anche diciamo, su territori dove da sempre governava la sinistra, ma l'ha detto prima lei, sì. Quando gli iscritti siamo a Terni da 0 a 14.000, è un esploit pazzesco. Sì, insomma... ma se anche gli iscritti diciamo, al sindacato della CGIL, sì, certo, della FIOM, parliamo della FIOM, quindi la parte più a sinistra, insomma, se vota Lega vuol dire che il partito di riferimento che avevano, cioè il PD, non è più il loro partito di riferimento, probabilmente si è dimenticato di chi veramente sta nella catena di montaggio e di chi uscito dalla fabbrica si trova a avere le rogne, come ha detto la signora, sì. Cioè le minacce, lei pulisce e gli altri sporcano. Allora, la civiltà vuole che ognuno faccia la sua parte. E allora ognuno fa la sua parte, prendiamo la telefonata 0422 1626 798. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Livio, chiamo da Padova. Buongiorno Livio, lei è proprio il nome di Tito Livio? Livio è il cognome importante, dica. Mi chiamo Livio Augusto, Livio Augusto. Nome e cognome importante, veramente, dica. Ma io non sono importante, ma comunque sono un cittadino che... È importante, è un cittadino, ci dica. Sì, che è orgoglioso di quello che ha fatto, di quello che sta facendo Salvini e Di Maio. Sono un italiano orgoglioso di loro. Dunque volevo rivolgere una domanda, forse una domanda un po' semplicistica, ma però riflette la realtà dello stato delle cose. Questo spaccio che ormai invade tutte le nostre città, spaccio di droga, non sarebbe possibile con una legge severa considerarlo un reato punibile penalmente, diciamo, perché ormai è diventata una peste, diciamo, primo luogo. Secondo luogo, anche come contrasto alla prostituzione, non ci vorrebbe una legge severa che nel caso di infrazione diciamo così, colpisca sia il cliente sia la prostituta, perché anche qui un'altra peste. Ci vorrebbero leggi severe, severissime. Io voglio augurarmi che la Lega e il nuovo governo attui queste misure, oltre a quelle della legittima difesa, oltre a quelle di togliere quell'infame legge che assegna ai criminali anche un rimborso. Sono cose ormai non più concepibili. Ecco, vi ringrazio e grazie Livio Augusto, grazie per averci chiamati. E 0422 1626 798, perché? Perché se la Lega è vicina alla gente nei territori, nelle piazze, perché poi l'ha dimostrato Salvini che si è veramente speso in chilometri, veramente avrebbe vinto veramente le mille miglia, è perché la gente vuole la sicurezza nelle case dell'Ater, la gente non vuole avere lo spaccio sotto casa, ma proprio non vuole vedere che venga spacciato. C'è il problema della prostituzione e c'è poi il problema anche della legittima difesa. Tutto questo è, mi sembra, una base di partenza, però io ho una regola, quella della pubblicità, e la devo dare perché sennò poi la regia viene qua e mi sgrida. Allora, do la pubblicità, signor Livio Augusto, noi le diamo la risposta, perché sono risposte importanti da dare, perché la gente vuole vedere il cambiamento. A dopo. Eccoci qui, siamo
siamo tornati in diretta 0422 16 26 798. Se volete esprimere la vostra opinione, l'avete espressa molto bene. Ci ha chiamato il signore Livio Augusto, che potrebbe essere anche il nome di un imperatore, ma perché insomma è un nome così importante. Dice che è orgoglioso di questo governo, Salvini e Di Maio, e però sottolinea come a livello territoriale ci siano problemi sullo spaccio di sostanze stupefacenti, il problema della prostituzione, e il problema della sicurezza e la questione poi della legittima difesa. Quindi ha messo tanta carne sul fuoco, e io ci aggiungo un'altra questione, la questione poi delle banche, perché qui, lo voglio ricordare, il crack delle banche venete è stato uguale al crack della Parmalat, solo che il crack della Parmalat si è spalmato su un territorio internazionale, quello delle banche solo sul Veneto ha bruciato 3 generazioni. Allora partiamo dalle cose importanti: sicurezza sulla questione prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti e legittima difesa. Ma qua ci sono, allora sulla prostituzione c'è diciamo la volontà di chi sanzioniamo? La prostituta che magari è schiavizzata, cioè, il cliente? Bisogna fare come in tutte le parti del mondo, perché l'unica parte del mondo che non riconosce questa attività siamo noi in Italia, non abbiamo capito il perché. Allora va rivisto quella cosa. Sulla spaccio, quindi lei dice che bisognerebbe creare nelle città delle zone dedite alla prostituzione, va legalizzata, tassazione sulla prostituzione, va legalizzata, e una volta legalizzata si ha anche un controllo su tutto quel mondo che gira attorno alla prostituzione, che molto spesso, non molto spesso... A Merlin si sta rivoltando, perché quindi, ma bisogna capire e rendersi capire che questo è un problema che va risolto con la legalizzazione, perché la prostituzione c'è in tutte le parti del mondo, sono anche, e hai il controllo su chi gestisce la prostituzione, quantomeno riesci a gestirlo. Ma comunque tutto il contesto si risolve nella riforma della giustizia. La riforma della giustizia che questo governo ha intenzione di fare, perché cioè non può essere che una legge emanata dal Parlamento poi viene ridiscussa in maniera singola da parte del magistrato che la deve applicare. Quindi dice sulla caratteristica della magistratura del libero arbitrio, dell'interpretazione della legge, perché uno dice ho interpretato la legge. Il magistrato non può contestare, no, perché il magistrato molto spesso contesta la legge. Allora è la legge che è fatta male, perché io le chiedo, ma allora è la legge che è fatta male, perché il magistrato si legge spesso, no? Il magistrato ha interpretato la legge. Non è la legge fatta male, è che molto spesso in magistratura qualcuno fa politica, qualcuno fa politica, molti fanno il loro mestiere e lo fanno in maniera egregia, ma qualcuno fa politica. Allora ci vuole una riforma della magistratura. La politica deve rimanere fuori dalla magistratura. Una cosa o l'altra. Allora, prendo la telefonata. La legge Bossi-Fini non si è voluta applicarla. Poi poi continuiamo sulla questione della legittima difesa e sulle banche, perché qui la gente ci ha speso. Prendo la telefonata, la gente ci sta spendendo la vita sulla possibilità di ritornare ad avere ciò che è suo, i suoi risparmi, la pensione, il futuro, l'università dei figli, dei nipoti. Pronto? Buongiorno. 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 Belluna. Non ho capito il suo nome, scusi. Sono Reggio da Montebelluna. Vabbè, lei è da Montebelluna, ci dica tutto. Allora, volevo salutare il grande Tony da Re, uomo ovunque, uomo che ha portato il Treviso alla Lega, di nuovo. Volevo fare i tanti complimenti a Tony, perché è un uomo solamente straordinario. Ma questa ci sta facendo proprio dei complimenti importanti, è uomo straordinario. Ecco, volevo aggiungere anche un'altra cosa per quanto riguarda le banche, no? Per quanto riguarda le banche, il nostro Massimo Bittonci, uomo di Toni, che ci sta battendo come un leone per il risarcimento dei truffati delle banche venete.
perché la legge Baretta, una legge retroattiva del fondo che volevano a tutti i costi farli passare, i veneti hanno dato il ben servito a Baretta, hanno dato il ben servito a Santini, hanno dato il ben servito alla mia contemporanea Puppato. Sicché il Veneto si sta svegliando, grazie a questi uomini. Grazie da Montebelluna. Avevamo detto, allora, abbiamo questione dobbiamo discutere legittima difesa un attimo e sulla questione delle banche, perché le banche sul nostro territorio veramente erano qualcosa nella quale la gente credeva. E allora sulla legittima difesa si lavorerà. Difesa noi abbiamo intenzione di portare la legge, quindi introdurre la legge in cui chi viene assalito in casa si possa difendere. Sulle banche venete ringrazio anche diciamo, chi ha telefonato per il semplice motivo che noi abbiamo incaricato a Massimo Bitonci, che adesso è il sottosegretario all'economia, proprio per portare avanti, diciamo, il risarcimento di quello che sono state, diciamo, la truffa, diciamo, delle banche venete nei confronti del tessuto sociale del Veneto. Perché come diceva lei ci sono tre generazioni che sono state danneggiate e distrutte, ma soprattutto ci sono tante aziende del territorio sanissime che sono state, diciamo, messe in ginocchio proprio grazie a, diciamo, al malaffare di queste due banche. Speriamo che ci sia, al di là di perseguire chi ha provocato questo danno straordinario, importantissimo. Sì, perché finora non ho visto nessuno dentro, da un punto di vista della cronaca. Non abbiamo visto nessuno ancora, cioè ci sono tutti i provvedimenti, ma stanno andando tutti verso la prescrizione. Allora, ma al di là di quello noi vogliamo che da parte dello Stato la legge, diciamo, fatta da Baretta è stato un inizio, diciamo, per far capire che effettivamente c'è stata una truffa ai danni dei consumatori. Sì, però il ristoro non era previsto per tutti. Però non sono stati ristorati in maniera adeguata, quindi adesso è compito del governo, della Lega e dei 5 Stelle dare, diciamo, una soluzione. Io non dico totale, perché il totale ma sicuramente non può essere, diciamo, dato, cioè se di arrivare ad un 80%? Non possono essere ristorati con delle elemosine. Questo deve essere chiaro, quindi c'è il nostro impegno, e ripeto, da parte dell'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci, che è sottosegretario all'economia, e quindi là noi ci muoviamo proprio per portare avanti questa che è stata una truffa legalizzata in cui lo Stato non è stato in grado di controllare le banche. Anche perché, insomma, la Banca Centrale, il Trenitalia, dove la dormiva... Diciamo che il controllo, cioè tutto è venuto fuori quando dalla Banca Centrale si è passati alla BCE, quindi il controllo della Banca Europea, allora là è scoppiato tutto. Sì, però anche qui io dico sempre due pesi e due misure. Si arriva sempre in ritardo. Ecco, 2 pesi e 2 misure. Quindi perché bisogna arrivare prima, cioè le sensazioni c'erano, le motivazioni c'erano, qualcuno ha tenuto nascosto tutto e poi è scoppiato, danneggiando ancora di più. Certo, perché voglio anche ricordare, per amor di cronaca, perché poi si dice ma i politici sapevano, perché se non mi ricordo male anche Zaia ci ha rimesso dei soldi, dei risparmi, quindi non è che c'era un politico in più, qualcuno forse si è salvato. Quelle, diciamo, le banche venete erano in mano agli imprenditori, non erano in mano alla politica. E allora qualcuno deve fare bene i conti, perché poi è chiaro che il controllo della banca non è dato dalla politica, non è della regione del Veneto, è fatto dalla Banca Centrale, che non ha vigilato sull'operato della banca. Ma è vero che la Banca Centrale ha costretto le due banche venete ad acquisire banche del Sud, quindi acquisire banche del Sud vuol dire ristorare le perdite delle banche del Sud, danneggiando anche le banche. È una forma di finanziamento diciamo trasversale, che è stato dato dalla Banca Veneta alla Banca del Sud, dalla banca buona alla banca cattiva. E così abbiamo danneggiato anche le banche buone. Però il controllo che doveva essere fatto, diciamo, dalla Banca Centrale non è stato fatto. Senta, lei adesso devo chiudere, 32 anni che insomma, ha sposato questa religione. No, ho perso il conto. Cosa le dice sua moglie?
Ma mia moglie è molto contenta quando... Perché è fuori casa che fa politica? No, mia moglie è molto contenta se lascio la politica, però è una passione, lo faccio per passione, mi diverto. Ho avuto amarezze, ho avuto delusioni, ho avuto anche grandi soddisfazioni. Beh, direi che adesso è una grande soddisfazione. Adesso ho avuto le 2 grandi soddisfazioni di 2 sindaci, di Vicenza e di Treviso, e assieme a tanti altri che sono minori, ma sono minori nel senso per abitanti. Ovviamente non parliamo di un capoluogo. È un elogio, perché chi si candida a fare il sindaco e vuole fare il sindaco e riesce a fare il sindaco è un impegno, io l'ho già fatto, è un impegno veramente sociale verso poi di città grandi è un impegno ancora più forte, è perché... un volontariato che si fa verso i propri cittadini. Perché il sindaco, a me piace ricordarlo e chiudo, è come essere una casalinga H24, perché sì. Qualunque cosa succede... Quando diventi sindaco dormi con il cellulare acceso vicino. Cioè sei una bella responsabilità essere sindaco, qualunque cosa succede è colpa del sindaco. È sempre colpa del sindaco, anche quando le cose vanno bene. Bene, ecco, però adesso io mi voglio congedare citando il sindaco di Montebelluna, che purtroppo davvero non ho capito il nome. Allora io ringrazio Gian Antonio Darè, Tony Darè ovunque, ha detto, uomo straordinario, quindi Gian Antonio Darè, segretario regionale della Lega Nord, posso dirlo ancora della Lega Nord? Vuole Lega? Sì, diciamo. E segretario nazionale della Liga Veneta, per essere stato in nostra compagnia. Ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato, che hanno guardato i nostri post su Facebook. Noi come sempre torniamo domani e mi lascio con Tony Darè ovunque. A domani. Grazie, alla prossima.